torniamo in studio, non ci sono ulteriori aggiornamenti per questa edizione di TG Sicilia, dunque è tutto. Io vi lascio a Barzellette a seguire alla telenovela Manuela. Grazie per essere stati con noi, una buona serata con Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Catania, l'Etna ferma l'aeroporto, a Fontanarossa voli in arrivo e in partenza bloccati fino a mezzogiorno a causa della nube di cenere sprigionata durante la nuova eruzione del vulcano. Follia omicida a Palermo, un uomo uccide a coltellate il suo coinquilino, poi si barrica in casa tentando di far saltare in aria il palazzo con il gas. Alla fine il 38enne è stato arrestato. La mafia torna a sparare allo Zen di Palermo, 30 colpi di Kalashnikov contro il bar Cherie, il terzo attentato della mafia del pizzo contro l'esercizio commerciale, si spara anche a Catania. La rivolta nel carcere di Enna, trasferiti in altri penitenziari gli 8 detenuti ritenuti tra gli organizzatori della sommossa, i sindacati denunciano sovraffollamento e mancanza di personale. Calcio in Serie B, il Palermo ufficializza Cassandro, a breve chiuderà la trattativa per Hernani, piacciono anche Compagnon, Rui Modesto e Marras. A Catania il DS Varrà e il tecnico Longo lavorano per costruire la squadra del futuro. Ancora buongiorno, buon inizio di settimana ai nostri telespettatori. Apriamo il nostro telegiornale con le notizie, gli aggiornamenti dall'Etna. La nuova eruzione ha costretto l'aeroporto a rivedere il piano voli, niente aerei in arrivo e in partenza da Fontanarossa, quindi il traffico aereo dirottato sugli scali di Palermo e Comiso. Tutti gli aggiornamenti nel servizio di Tonino De Mana. Niente arrivi e niente partenze, almeno fino alle 12, con voli dirottati a Palermo e Comiso, mentre si susseguono le riunioni operative perché la situazione è in continua evoluzione. Alba suggestiva, questa una prospettiva da Adrano contrassegnata da una colonna di fumo alta 1,5 chilometri con cenere lavica che ricade sui paesi pedemontani. Tutto dipende dalla direzione dei venti, specie in quota, e naturalmente dall'Etna, tornata a farsi vedere e sentire con intense emissioni dalla bocca sull'alto fianco orientale del cratere Voragine. Una nuova eruzione che segue una precedente attività effusiva prodotta dalla bocca a quota 3030 sul livello del mare, iniziata il 26 giugno e gradualmente esaurita il 4 di luglio. È quella nella notte del 2 e il 3 di luglio, quando si era formato un secondo piccolo flusso lavico tra la bocca in attività stromboliana e la bocca effusiva, durata poche ore. Situazione in evoluzione ed imprevedibile, secondo l'INGV. Con allerta rossa a Vona è stata una domenica nera, con 129 voli cancellati tra arrivi e partenze e 61 dirottati. GESAP, l'ente che gestisce l'aeroporto di Palermo, ha fatto sapere che da Catania sono stati deviati 23 voli, ma non si sono registrati particolari disagi. I passeggeri sono stati tutti trasferiti in pullman fino all'aeroporto Fontanarossa. Analogo discorso per Comiso, operativo già dalle prime ore del mattino. SAC, società che gestisce lo scalo Etneo, suggerisce infine ai passeggeri di verificare sempre lo stato del volo con la compagnia aerea di riferimento prima di recarsi in aeroporto. Adesso la cronaca è stata una domenica di paura a Palermo, un uomo ha ucciso a coltellate il suo coinquilino, poi si è barricato in casa in via Sampolo vicino alla Fiera del Mediterraneo aprendo il gas. È stata chiusa la strada, il palazzo è stato sgomberato, alla fine il 38enne dopo ore di trattative è stato arrestato. Il servizio di Manlio Viola.
Si chiama Francesco Cusumano, l'uomo di 38 anni, protagonista della domenica di terrore andata in scena a Palermo. È stato fermato dai carabinieri dopo una irruzione in un appartamento di via San Polo, dopo circa 6 ore di trattative. Ora si trova in caserma dove dovrà rispondere davanti al PM delle accuse di omicidio e minacciata strage. La vicenda è iniziata intorno alle 11:30 del mattino in uno stabile di via San Polo 486 all'angolo con la centralissima piazza Don Bosco. Lì abitano 3 uomini, uno di questi è appena uscito per andare al mercato. Fra i 2 rimasti in casa scoppia una lite, l'ennesima per questioni legate al pagamento delle bollette e dell'affitto. Al culmine dello scontro Francesco Cusumano, 38 anni, accoltella mortalmente Francesco Spataro di 53 e abbandona il cadavere nel pianerottolo, poi si barrica in casa e apre il gas. I vicini chiamano i vigili del fuoco proprio per il forte odore di gas e i pompieri trovano il cadavere. Mentre arrivano i carabinieri torna anche il terzo inquilino. Lo stabile viene sgombrato, la strada viene chiusa. Simone abita proprio di fronte all'appartamento del secondo piano, teatro della vicenda. Conosciamo il terzo coinquilino perché mia moglie che è nata qua, quindi ha 40 anni che è qua. Ci conosciamo un pochino tutti nella zona. Gli altri 2 ti so dire poco. Mentre i carabinieri trattano, i tecnici dell'AMG mettono i sigilli alla presa del gas dell'intero palazzo, così i carabinieri possono fare irruzione, ma quando vede entrare i militari, Cusumano poco prima delle 18 si consegna. Il 38enne è anche destinatario di un precedente ordine restrittivo di divieto di avvicinamento emesso nell'ambito di un'altra vicenda nei confronti di una quarta persona e per questo da un paio di settimane si era trasferito nell'appartamento di via San Polo, teatro della vicenda di oggi. E sempre a Palermo, nel quartiere Zen, il bar Sceria, ancora nel mirino della mafia, 30 colpi di Kalashnikov contro la vetrata e il terzo raid in 2 settimane contro il locale. Il servizio di Marco Gulla. La mafia torna a sparare, lo fa con 30 colpi di Kalashnikov contro il bar Sceria di via Ignazio Mormino allo Zen. La raffica ha mandato in frantumi la vetrata laterale dell'esercizio commerciale, un'ulteriore conferma che il locale è finito nel mirino del racket. È il terzo episodio in appena 2 settimane. Il 17 giugno davanti al bar erano stati piazzati un petardo, alcune bottiglie contenenti benzina e un foglietto con una richiesta di 5.000 euro. Appena una settimana dopo, il 24 giugno, era arrivata una nuova intimidazione. Alcuni giovani avevano dato fuoco ai condizionatori esterni del bar. In quel caso i danni erano rimasti limitati alla parte esterna. Adesso un nuovo episodio con l'uso del Kalashnikov. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della polizia insieme al personale della scientifica per i rilievi. Gli agenti hanno transennato l'area per repertare la ventina di bossoli e analizzare la traiettoria dei colpi. Le indagini sono in corso per cercare di dare un volto e un nome ai responsabili, anche grazie all'ausilio degli occhi elettronici, un segnale pesante che richiama la lunga scia di raid e minacce registrata negli ultimi mesi tra la città e la costa occidentale, da Sferracavallo a Capaci. Il bar Sceria era già comparso in passato nelle conversazioni di Cosa Nostra, con le buone e con le cattive, diceva Domenico Ciaramitaro, mafioso della Marinella, parlando con Francesco Stagno. E si spara anche a Catania, fuoco delle pistole a breve distanza in 2 luoghi diversi, blitz anche della polizia a San Cristoforo con un arresto e 7 denunce. Sentiamo il servizio di Lorena Dolci. Non tacciano lungo le armi, si spara da un quartiere all'altro di Catania. Altre 2 sparatorie in un caldo sabato estivo. L'episodio più grave la notte scorsa in via Stella Polare, zona San Cristoforo. Poco dopo le 21 un uomo di 33 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola a un gluteo. È stato soccorso e trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Più o meno nelle stesse ore altri colpi di pistola, questa volta in via Ammiraglio Caracciolo. Indaga la polizia che sta cercando di capire se le 2 sparatorie siano collegato o si tratta di episodi maturati in contesti diversi. Si allunga così la lista dei fatti di cronaca che spesso vedono contrapposti fazioni dello stesso clan, faide, regolamenti di conti, giovani emergenti, una polveriera pronta a esplodere con l'uso dilagante delle armi anche da guerra. 2 sparatori a fine giugno nella stessa notte con un giovane di 25 anni gambizzato. Di qualche giorno fa il fermo di 5 persone per le scene da Far West avvenute l'11 giugno in piazza Beppe Montana nel quartiere San Giovanni Galermo con il ferimento di 3 minorenni.
Un pensionato di 66 anni, Vincenzo Giudice, è morto in mare ieri a Gela, in provincia di Caltanissetta. Si trovava su un tratto del lungomare Federico II di Svevia nel tardo pomeriggio, quando la forza della corrente lo ha trascinato via. Due giovani che erano in quello stesso tratto di spiaggia hanno cercato invano di salvarlo. Adesso ci spostiamo ad Enna per la rivolta in carcere. Sono stati trasferiti in un altro penitenziario gli 8 detenuti ritenuti tra i responsabili e gli organizzatori della sommossa. Sentiamo il servizio di Emanuela Corsi. La tensione era palpabile da mesi, alimentata dai tanti sequestri di cellulari e droga che venivano introdotti all'interno dell'istituto. L'ultimo ieri mattina. È bastato poi il blocco temporaneo dei contatti con i familiari per una centralina fuori uso colpita da un fulmine a scatenare la violenta rivolta. È drammatico il bilancio della sommossa avvenuta ieri nella casa circondariale Luigi Bodenza di Enna. Padiglioni devastati, materassi dati alle fiamme e danni strutturali stimati in 200.000 euro. L'ordine è stato ripristinato solo in serata, dopo ore di altissima tensione, grazie all'intervento della polizia penitenziaria, supportata all'esterno da polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco, impegnati a domare i roghi. Diversi agenti e detenuti sono rimasti lievemente intossicati dal fumo. 8 persone, i promotori della rivolta, sono stati arrestati e trasferiti. Per Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato della polizia penitenziaria, è la prova che lo Stato ha perso il controllo degli istituti penitenziari. Dietro il pretesto del guasto telefonico si nasconde infatti una crisi strutturale esplosiva. Sovraffollamento da un lato, carenza di personale dall'altro. Una situazione che diventa terreno fertile anche per la mafia, che può agire indisturbata dentro le carceri al collasso. Un carcere permeabile consente alla criminalità di poter interloquire interno e esterno, e quindi il lavoro dei magistrati e delle altre forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria, viene vanificata da questa situazione delle carceri. A Messina intanto un detenuto del carcere di Gazzi avrebbe colpito un agente con un pugno e avrebbe tentato di strangolarlo. Il GIP di Firenze ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Corleone per Maria Concetta Rina, la maggiore delle figlie del boss Totò Rina, indagata in concorso con il marito Antonio Ciavarrello nell'inchiesta per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di 2 imprenditori toscani. Adesso la donna è libera. È una storia che arriva da Caltanissetta, momenti di tensione alla guardia medica. Un dottore ha dato in escandescenza arrivando a rinchiudere una paziente in una stanza della stessa struttura. Il servizio di Rita Cinardi. Urla a momenti di forte tensione l'intervento di polizia, carabinieri e personale del 118. Mattinata movimentata alla guardia medica di Via Malta a Caltanissetta, dove un medico, al termine del turno notturno, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dopo un episodio che ha richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, il professionista avrebbe improvvisamente dato in escandescenza. Una paziente che si era presentata in guardia medica accusando un malore sarebbe stata rinchiusa dal medico in uno dei locali della struttura. A notare quanto stava accadendo è stata la collega arrivata per il cambio turno, che ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato, i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il medico al Sant'Elia. Anche in ospedale il professionista avrebbe continuato a manifestare un forte stato di agitazione. Dopo essere stato visitato dallo psichiatra di turno, ha deciso di ricoverarsi volontariamente nel reparto di psichiatria. Le indagini dovranno ora chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il medico aveva appena terminato un turno di 12 ore. Se vi sia un collegamento con quanto accaduto, saranno gli accertamenti a stabilirlo. Di certo resta il tema del carico di lavoro che quotidianamente grava sui camici bianchi impegnati nella continuità assistenziale. È luglio, la Sicilia è già piena di turisti che vanno in giro alla scoperta dei centri storici dell'isola. Tra le mete più gettonate c'è Ortigia. Siamo andati con Francesco Loi a vedere, insomma, che aria tira. Fa caldissimo, sì, tanto caldo, però è rinfrescante qui vicino alla fontana, girando si trova un po' di refrigerio. Il gorgoglio della fontana a Ortigia allevia il caldo, i turisti si avvicinano e scattano qualche foto. A Siracusa i turisti amano farsi una foto con l'acqua dietro. Nel centro storico di Siracusa si va a caccia di storia e cultura. Adesso abbiamo visitato qui la fontana di Diana, andiamo a vedere il Duomo e poi anche un po' di mare, sì, anche. Arrivato da Canada a Toronto
E qua sta caldo morire, troppo caldo. E c'è chi ne approfitta per andare in spiaggia. Questa è Cala Rossa, a 2 passi dal Duomo. Veramente bellissimo, poi dopo la sessione, gli esami, l'università, la scuola, qualsiasi cosa sia, è veramente rigenerante. Spiagge piene comunque in tutta la regione, da Catania a Palermo. E da metà settimana in Sicilia arriverà il gran caldo. Parola dell'esperto. Raggiungeremo così valori nelle zone di pianura dell'interno fino a 40 gradi, mentre sulla costa andrà meglio, anche se anche qui le temperature sono destinate ad aumentare. Il mare quindi sarà necessario. Quello cristallino di Lampedusa lo si potrà raggiungere con questo nuovo traghetto, il Costanza Prima di Sicilia, provato proprio nel giorno della visita di Papa Leone. Un investimento sociale, lo definisce il sindaco Mannino, la prima nave Made in Sicily costruita in tempi record. Prima di Ferragosto dovrebbe esserci la prima corsa, aperta a tutti. Adesso vi mostriamo le stelle, parliamo di Ad Sidera, c'era una volta celeste, a Modica un viaggio immersivo appunto tra le stelle, la storia e il futuro attraverso i visori in realtà virtuale, ce lo racconta Veronica Barbarino. Come sarà la Terra nel 2300? Quali scenari erediteranno le generazioni future? Sono le domande che guidano Ad Sidera, c'era una volta celeste, l'esperienza immersiva in realtà virtuale a 360 gradi ospitata a Modica per tutta l'estate. Scritta e diretta dalla regista e astrofotografa Alessia Scarso, l'opera invita il pubblico ad alzare lo sguardo verso il cielo per riflettere sul destino del pianeta. Attraverso visori VR gli spettatori vivranno un viaggio nella storia, dalle prime civiltà che interpretavano il cielo osservando le stelle fino a una realistica proiezione dell'anno 2300. Grazie infatti alla collaborazione con il progetto Cassandra, una piattaforma tecnologica con intelligenza artificiale che elabora dati ambientali, è stato possibile prevedere 2 scenari. Abbiamo 2 ipotesi. Il primo è che nel 2300 avremo una desertificazione della Sicilia. Dall'altra parte, se invece prendiamo consapevolezza, come potremmo costruire gli edifici e come potrebbe essere la vita sociale, architettonica, ambientale di una città nel 2300. Premiata come migliore esperienza immersiva al CERN di Ginevra e come miglior video a 360 gradi ai Cannes Film Awards, Ad Sidera vuole non solo far riflettere sul mondo che stiamo costruendo, ma anche lanciare un messaggio nel tempo. Abbiamo pensato contestualmente di trasformare il libro degli ospiti che si ha all'interno di un'esperienza, solitamente, in un libro per i nostri posteri. Conserveremo sigillati in pietra per essere aperti solamente nel 2300. E voi, cosa direste agli abitanti del futuro? Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, torniamo subito dopo con il calcio. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, parliamo del Palermo che ha ufficializzato Cassandro, a breve arriverà anche la fumata bianca per Hernani, occhi puntati su Compagnon del Venezia, il servizio di Marco Gullà. Dopo Estevez, da ieri ufficiale anche Tommaso Cassandro, difensore acquistato dal Como e nelle ultime stagioni in prestito al Catanzaro. Il Palermo accelera sul mercato anche perché da venerdì inizierà il ritiro in Trentino Alto Adige. A breve sarà ufficiale anche il centrocampista Hernani in arrivo dal Monza. L'attenzione del direttore sportivo rosanero Carlo Osti adesso si focalizza sulla linea mediana, dove il nome in cima alla lista dei desideri resta stabilmente quello di Simone Trimboli del Mantova, ma c'è anche la Cremonese. Come esterno offensivo sta prendendo quota con grande convinzione il profilo di Mattia Compagnon del Venezia, considerato un innesto ideale. Sul taccuino di Osti restano stabili e vive le candidature di Pontus Alquist dal Parma, di Rui Modesto e dei 2 gioielli del Mantova Davide Bragantini e Tommaso Marras. Per quanto riguarda il fronte che conduce al giovane talento Emanuele Rao, i contatti con il Napoli rimangono aperti e la pista è da considerarsi assolutamente viva. L'operazione richiede
richiede però una necessaria fase di attesa. Prima le valutazioni di Max Allegri. Sul fronte delle uscite non si registrano invece novità rilevanti, si attendono offerte per giocatori come Gomez, Blen e Brunori che non rientrano nel progetto tecnico del club. E adesso parliamo del Catania, trattative in corso anche per i rossazzurri che dopo aver cambiato i vertici tecnici adesso puntano a rinnovare l'organico in tutti i reparti. Il servizio di Sergio Colosi. Il mercato del Catania entra nel vivo e servirà un'accelerazione in vista della doppia fase del ritiro, la prima al Massimino, la seconda a Norcia, per consegnare a Longo nei tempi previsti la base tecnica su cui lavorare. Compito non semplice per Varrà, in considerazione dell'organico da rinnovare sotto l'aspetto numerico, contrattuale e qualitativo, con un abbassamento dell'età media. Di obiettivi ce ne sono già tanti. Contatti avviati con il Crotone per quei calciatori che Longo conosce bene per averli allenati negli ultimi 2 campionati. Per la mediana interessano Vinicius e Gallo, per l'attacco Musso 9 gol quest'anno e Zunno, per la difesa Di Pasquale. Oltre a Capomaggio e Scognamillo che difficilmente lasceranno Salerno e Benevento, varrà un dialogo aperto con l'attaccante Ferdinando De Sole, con cui ha lavorato a Potenza. Per Gori invece rischia di aprirsi un'asta a 3, Catania, Padova e Pescara. Parecchi estimatori per Andrea Rizzopinna, il cui cartellino è valutato dal Cosenza €500.000, trattabili comunque. Sul fronte dei rinnovi Allegretto sembra pronto, con Celli l'accordo ancora non c'è. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30, a seguire invece la rassegna stampa curata oggi dal collega Orazio Longo. Dunque non ci resta che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.